Grazie per questo invito e per il lavoro che avete fatto. Quando Gianni Vernetti mi ha chiesto di sottoscrivere questa proposta di legge, l'ho fatto così di getto, senza fare tanti ragionamenti, perché ci sono delle cose che in qualche modo c'è una convinzione che va al di là anche dalle convinzioni ragionevoli, è qualcosa che viene da una radice, da una cultura. E forse perché ho pensato immediatamente che mi sono pentito di, avendo aderito a una certa moda, di non aver insegnato il piemontese alle mie due figlie. Per fortuna ci hanno pensato le nonne, che poco per volta durante l'estate hanno così fatto almeno sentire, se non dico parlare, ma sicuramente capire. E credo che questo dato, che poi è tradotto nella proposta di legge, ci dica qualche cosa non solo della nostra radice ma anche del nostro futuro. Per un certo verso della nostra radice, perché io sono di Cigliano, mi sono da Sian, e a Cigliano c'è una grossa comunità che vive a Tucumán in Argentina, no? E quando sono venuti questi emigranti del paese, appunto parlavano solo piemontese, quindi bisognava parlare in piemontese. E quindi diciamo c'è un legame che viene da lontano. Ma dall'altro lato mi ha fatto piacere che mia figlia più grande, che parla 3 lingue e ha avuto diverse esperienze all'estero, in qualche modo senta la nostalgia di imparare anche questa lingua, di capirla ma di non riuscirla a parlare, e forse restituire soprattutto alle generazioni questo patrimonio che è di una storia che non è una nostalgia, ma è una radice che guarda al futuro, perché il futuro, se non ha delle radici che vengono continuamente innaffiate, coltivate, fatte rivivere, rischia di essere un futuro troppo piatto, no? E diventare tutti noi, diciamo così, degli omogenizzati di cui non si sa più quale sia, diciamo, il contenuto essenziale, che è anche il contenuto del nostro futuro. Quindi un grazie per questo lavoro di raccolta di firme e di sostegno di questa iniziativa. Anch'io come parlamentare, insieme con gli altri, credo che questo spirito bipartisan possa essere di buon auspicio, e forse bisogna anche fare più squadra tra noi piemontesi in modo da riuscire a conseguire un risultato che tra l'altro non avrebbe neanche contro il ministro Tremonti, perché probabilmente non produce dei costi aggiuntivi, ma un valore che non è meramente simbolico, ma è qualche cosa che dice di una possibilità per il nostro futuro.